Non c'erano le luci accese, la mountain bike era sprovvista dei dispositivi obbligatori di illuminazione e quanto hanno potuto appurare gli agenti della polizia stradale di Treviso esaminando la bicicletta di Kevin Carraro, il 17enne travolto e ucciso dall'auto condotta da un 20enne neopatentato sul cavalcavia di Via Lovara a Castelfranco Veneto, dove si è consumata l'11ª tragedia della strada in questo agosto maledetto sulla Marca. Kevin, inoltre, non indossava la casacca catarifrangente necessaria se si percorre la strada in bicicletta nelle ore serali e notturne. Sul ciglio della strada dove è caduto a terra, dopo un volo di una decina di metri, qualcuno in queste ore ha adagiato un mazzo di girasoli, mentre la comunità resta sconvolta. Io ho portato le condoglianze mie personali e quelli di tutta l'amministrazione di Castelfranco Veneto e della comunità. Una tragedia immane, un dolore forte che non può trovare consolazione, ma almeno porta alla famiglia il sapere che c'è una comunità che si stringe a loro. Aperta l'inchiesta per omicidio stradale, le indagini della polizia continuano con l'obiettivo di accertare con esattezza la dinamica. Il 20enne neopatentato negativo all'etilometro ha deciso di sottoporsi anche al prelievo del sangue. Resta da capire perché Kevin abbia sterzato improvvisamente con la sua bicicletta verso il centro strada. I familiari del ragazzo non ci stanno, però che gli venga gettata addosso anche la responsabilità del tragico incidente. Kevin e i suoi amici pedalavano in gruppo, spiegano i familiari, quando è sopraggiunto alle loro spalle il SUV ad alta velocità che poi lo avrebbe travolto. A quel punto i ragazzi si sono spostati in fretta sulla destra per disporsi in fila indiana, mentre Kevin, che si trovava in una posizione più adiacente alla linea di mezzaria, si è spostato sulla sinistra per permettere il passaggio della vettura, probabilmente calcolando di non riuscire a rientrare sul lato destro in tempo. Purtroppo, attaccano i familiari, il conducente si è limitato soltanto ad abbagliare e suonare il clacson senza rallentare la sua folle corsa. In quel punto vige il limite di velocità di 50 km/h e il cavalcavia risulta essere perfettamente illuminato anche di notte. Se l'automobilista che aveva visto il gruppetto di ciclisti avesse rispettato i limiti di velocità, sarebbe riuscito a frenare tempestivamente e questa tragedia si sarebbe potuta evitare. Intanto si attende il nulla osta per fissare i funerali che con ogni probabilità saranno celebrati all'inizio della prossima settimana nella chiesa di Castelfranco Veneto, più capiente rispetto a quella di Villarazzo, dove invece il giorno prima delle esequie dovrebbe essere recitato il rosario.